Ciao a tutte le amiche e gli amici di Sicilianaria, sono Piero in arte di Marra e oggi vi racconterò un po' di me. La passione per la musica nasce sin da bambino, ricordo che durante le domeniche uggiose con i miei genitori si ascoltava musica sul divano e si leggeva il booklet del vinile, quindi gli arrangiamenti, i testi, chi ha suonato. E ricordo anche che quando ero piccolo a scuola mi buttavano fuori dalla classe perché non mi accorgevo di cantare durante i compiti che ci davano. Limarra, che in dialetto ragusano vuol dire fango, è un vocabolo che mi ha sempre affascinato. I miei nonni lo utilizzavano un sacco di volte. Ricordo mia nonna che mi diceva: Piero, puluzziella dalle marra, cioè Piero, puliscila quel fango. Ho voluto utilizzare questo vocabolo perché mi rappresenta moltissimo, cioè rappresenta tutta la mia esperienza musicale di 20 anni, liquefatta in qualcosa, come un po' il demiurgo fa con la creta, io faccio appunto con l'Imarra, quindi è il mio canovaccio da cui prendere spunti, da cui prendere nuovi suoni e nuove idee per creare appunto nuove canzoni. I miei inizi, io nasco in Sicilia nell'86, in quella Sicilia fatta di ritmi bandistici e campane della chiesa. Sono il frontman di un gruppo chiamato Baciamo le Mani, con i quali ho fatto 3 dischi, 3 album e ho girato in lungo e in largo l'Europa, portando in alto il nome della Sicilia. La primissima esibizione fu durante la giornata dell'arte studentesca del 2004, 5 spettatori, di cui 3 parenti, ovvero mio padre, mia madre, mio fratello e 2 amici. Ma a prescindere da questo ero letteralmente spaventato perché ancora non avevo nessun tipo di dimestichezza col palco, quindi ricordo più l'ansia e la paranoia che l'esibizione, però ricordo che andò veramente da Dio e da quel giorno ho detto, bah, probabilmente la musica suonata mi piace pure. Il mio artista preferito è Robert Nesta Marley e Bob Marley, che mi ha ispirato nel sound, nei testi, nelle parole, nei contenuti, al punto da organizzare circa 15 anni fa col mio gruppo E Baciamo le Mani un piccolo concertino in acustico in cui abbiamo voluto omaggiare Bob Marley rivisitando i brani più importanti. Da quel giorno Bob Marley e la sua musica mi accompagna in tutto quello che faccio artisticamente. Il 20 dicembre uscirà il mio secondo album, intitolato Cosa resterà, prodotto da Tony Canto, col quale un anno fa è nato un amore quasi in maniera molto naturale. Gli inviai 3 bozze di brani che avevo già prodotto qui da me a casa, gli piacquero talmente tanto che decidemmo di portare avanti questa collaborazione artistica, fino al punto di creare poi il nuovo album, appunto Cosa resterà. 8 inediti, una cover, Povera Patria, di Franco Battiato, impreziosita dal solo di Sciafun di Fabio Sodano. Colgo l'occasione per farvi una piccola anteprima del brano che secondo me rappresenta più di tutti il sound del disco, si intitola Abbi cura. Sì, sì. Non ti preoccupare, abbi cura di te. Domani un altro giorno arriverà. Ma non ti preoccupare, abbi cura di te. Sorridi, canti, non mollare mai. Il mio sogno nel cassetto è cambiato nel tempo. Quando cominciai era suonare, 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 anche nei palchi più importanti al mondo, ma oggi maturando e avendo capito che la musica è fatta di contenuti, è fatta di persone che ti ascoltano, quindi oggi è diverso. Credo che il mio sogno nel cassetto sia continuare ad avere la forza di scrivere e di scrivere roba di qualità e che resti nel tempo. I prossimi impegni: il 20 esce il disco, il 26 lo presenterò in piazza Castell'Ursino a Catania in occasione della Winter Edition di Ursino Baskers, il 29 invece dicembre lo presenterò qui a Ragusa al BAM in occasione del format Fuori Salotto, con me sul palco Davide Sciorti, Lelio Morra, Ragusa Boglia e Rapid.
E ringraziandovi di avermi dato la possibilità di poter parlare di me e della mia musica, vi saluto tantissimo le amiche e gli amici di Sicilianaria, grazie mille, vi lascio con due note. Ciao!